Ciao, sono Fabrizia. Questa è la mia cucina e oggi per la rubrica Il ricettarolo prepari me favin a carnual. Oggi siamo nella mia cucina a far vedermi con che fai favin in co. Allora, parten 3 uova, poi mettiamo 6 cucchiai di zucchero, io me l'ero già preparato per anticipare un po' i tempi. Sbattiamo le uova con lo zucchero, poi io mi sono già preparata il burro, 50 grammi circa di burro, calcia morbid brisat frigo. Ok, mescoliamo, poi mettiamo un po' di liquore a piacere, adesso cominciamo mettendo la farina. Questa che mi tengo finché l'impasto viene consistente. A occhio. Pian pianino, senza pressa. Ok, adesso ci fermiamo, mescoliamo. Ok. E poi mi tengo al lievito. Anche qua me l'ero preparata. Lievito per dolci, un cucciarin parov. Si rimescola tutto e si impasta. E poi aggiungiamo un po' di vanillina per dare sapore, un po' di gusto. Ok. Adesso passiamo alle mani. Mescoliamo il tutto con le mani. Allora, il favin non altera il fenat solito per carnevale. È una ricetta che io non sapevo fare, ma me l'ha insegnata la mia mamma, quindi la porto avanti per tradizione. Favini, crostoli, tutte cose che si facevano una volta, in maniera da volta. Ecco, ci siamo quasi, l'impasto è pronto. Adesso si comincia a prepararlo. Ok, allora facciamo così, un po' di farina e facciamo dei serpentelli. Cominciamo a tagliarli. Abbiamo messo uova normale, farina 00, lievito per dolci, poi si fa il serpentello, il bisulin e poi si taglia a dadini così.
si fa una specie di pallina, se uno vuole può, no? Ok. E questi è i favì di Fasè una volta. Eccoci. Ok. Così andiamo avanti fino alla fine dell'impasto. Con 3 uova, di solito anche qualcosa in più. Il dosaggio poi uno se lo fa come vuole, in base alle persone che sono. Si mangiano in 4 persone. Questo è un dolcetto che si mangia non tutti i giorni, si mangia per carnevale, anche perché è un po' grassottello, perché va fritto, è un po' unto, ma si mangia per carnevale, buono, fritto in olio abbondante. Allora, per anticipare i tempi ne facciamo in 2 modi, un po' arrotondati e un po' normali, così, tipo i gnocchi. Poi io li ho fatti un po' ciccioni, si possono fare anche un po' più piccoli. Allora, io oggi vi ho preparato i favini, però se vedete qua io ci ho vinto anche i crostoli, perché so fare anche i crostoli, sempre come quelli che mi ha insegnato mia mamma. La m'è andata ben quella volta, perché chissà se tornerà ancora da poter vincere un altro grembiulino, si spera. Ecco qua, questo è pronto. Allora, l'olio è pronto, cominciamo a cuocere. Ne mettiamo una quantità giusta che non siano troppo appiccicosi. Ok. E lascia in freezer. Guarda che roba, guarda. Wow. Però tutto sommato, adesso vi svelo un segreto mio. I sti favinchi mi ha messo un lievit che si chiama cremor tartaro, che mi aveva insegnato mia nonna una volta. Si trova in qualsiasi negozio anche del paese e diventano più morbidi, più gonfi, più buoni. I segreti ad me nonna. L'ultima volta che io ho preparato a me fiola sta roba qui, la mia una roba per lei, e io ho fatto, è venuto abbastanza buoni, molto buoni. Allora sono andata in casa, ho detto, Cinzia, vieni a vedere la mamma cosa ha preparato. La m'ha detto, le tue solite sciocchezze. Allora io gli ho detto, ma non sono sciocchezze queste, prova a assaggiare. La m'ha detto, mamma c'è stata un campione, è la fin dal mondo, quindi provate il cremor tartaro. Ecco, stanno diventando colorati. Guarda. Wow! Ecco, per friggere io ho messo l'olio di girasole, bello bollente, poi ognuno li prepara a colore, cioè a cottura o troppo rossi o un po' meno rossi, io li faccio normali, non proprio rossi, altrimenti diventano duri. 2-3 minuti e poi siamo pronti. Adesso li tiriamo su, li mettiamo
in un vassoio con la carta assorbente. Quando sono freddi, una spolverata di zucchero a velo e buon appetito! Nostri favini, quei caffè noir tra Figarol per Carnoal. Se vi è piaciuta questa ricetta iscrivetevi al nostro canale.